La Camera di Commercio di Padova e Ente Bilaterale Veneto sono partner del progetto WelfareNet, un'iniziativa a favore delle imprese della provincia di Padova e Rovigo che prevede interventi formativi e consulenziali gratuiti, con la possibilità di analizzare e progettare percorsi di welfare aziendali specifici con altrettanti enti bilaterali come le Confesercenti, Confcommercio e sindacati di categoria. È un progetto che mira a facilitare la conciliazione tra le esigenze personali e familiari dei lavoratori con le esigenze lavorative e di produttività. Mira a mettere in rete tutti gli enti e i soggetti che a vario titolo, sia pubblici che privati, erogano servizi di welfare, quindi dagli asili nido alle cooperative per i servizi che facilitano, che accorciano i tempi di vita e i tempi di lavoro, e tutti i comuni e gli enti bilaterali stessi che in qualche modo permettono di facilitare questa conciliazione vita-lavoro. Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, si propone di mettere in rete l'acquisizione di informazioni e strumenti utili ad introdurre nelle aziende misure di conciliazione per l'erogazione di servizi sociali. Qual è la peculiarità di questo progetto? Il primo è il ruolo della bilateralità. La bilateralità del commercio, del turismo e dei servizi è stata tra le prime a rendersi protagonista nella concretizzazione di misure di welfare contrattuale a favore dei dipendenti e a favore delle aziende. La seconda è il fatto di creare delle reti e quindi la possibilità di creare delle reti sul territorio concrete che riescano a mettere in sinergia sia il welfare contrattuale ma anche con il welfare territoriale, quindi quello offerto proprio dagli enti pubblici territoriali, con il welfare anche aziendale. A conferma di questi aspetti peculiari è giusto citare il fatto che proprio il Jobs Act, il recente provvedimento del governo in materia di lavoro, ha messo l'attenzione proprio sulla conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, dando un ruolo importante alla contrattazione collettiva e alla bilateralità, che ne è il suo strumento, e alla creazione di reti proprio sul territorio. Un tessuto aziendale economico che solo in provincia di Padova conta 300.000 aziende con più di 30 dipendenti per un totale di 140.000 lavoratori. Dunque il progetto mira a creare una rete tra tutti questi soggetti che permetta di valorizzare le esperienze di ognuno, a facilitare la creazione di nuovi servizi al fine di approcciare le imprese con una proposta progettuale di welfare che permetta di abbattere sensibilmente i costi a carico dell'azienda, con un vantaggio immediato non solo per i lavoratori e imprese ma anche per il territorio. Abbiamo intervistato da settembre 660 lavoratori. C'è un'esigenza molto forte avvertita in termini di conciliazione vita-lavoro, visto che il 95% degli intervistati ha risposto di sentire fortemente la necessità di avere una maggiore attenzione al tema, e uno degli aspetti su cui i lavoratori vorrebbero che maggiormente si incidesse è quello della flessibilità oraria ed organizzativa.